A Marghera, nel town del Passaparola, si è già sparsa la voce dell'arresto di un 48enne noto esponente di spicco dell''ndrangheta. È da tempo che sappiamo che non è più una questione del meridione d'Italia, ma che è diffusa in tutta Italia e anche all'estero, è da molto, è inutile stupirsi. Non è che una volta era meno, adesso è di più, adesso è semplicemente più sfacciato, ci si preoccupa forse un po' meno di coprire queste cose, è talmente diffuso che è diventato quasi un costume, quasi una normalità, un vivere normale in mezzo a queste situazioni che non sono chiare. Non mi meraviglio, che altro dobbiamo aggiungere? La maxi operazione dei carabinieri del Rosso contro l''ndrangheta, con ben 169 arresti tra Italia e Germania, in manette nel veneziano, con il Margherino anche il presidente del Mogliano Calcio. Sì, ma guardi, i problemi che abbiamo oggi sulla criminalità, sull'intolleranza verso gli altri, no? Sono anche il frutto di una società dove il capitalismo è brutale, cioè distrugge i deboli e fortifica i forti. Lì dove ci si può inserire e dove fa comodo ci si inserisce per avere ovviamente i contatti giusti, quindi non è che non ci si stupisce di questo. Si dividono la torta, vabbè, solite banalità, come dicevo a monte è un problema culturale, basta. Che altro aggiungere? Dalla cosca gestite l'accoglienza ai migranti, la fornitura di vino, preparati per la pizza, il taglio di alberi al turismo, eppure la vendita del pescato dei porti di Ciro Marina e nel Cosentino, oltre alla raccolta e riciclo di materie plastiche e rifiuti solidi urbani. Come si può risolverli? Sicuramente con una classe politica che sia meno ammanicata con tutti questi sistemi. Una volta magari c'era forse più pudore, c'era più vergogna e quindi si tentava magari di apparire più sani, più leali verso il popolo, adesso probabilmente ci si frega un po' di più di questo, si ha un po' meno rispetto anche. Andiamo al voto? Basta, non aggiungerei altro.